Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo a Focus TG anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di dati, emergenza coronavirus, abbiamo parlato di riapertura degli asili, di riapertura dei nidi, di riapertura delle strutture per i più piccoli, con un testimone d'eccezione come la nostra Valentina Visentin, coinvolta direttamente in quanto mamma. Vedremo poi altre situazioni simili, ma adesso cominciamo a fare il punto della situazione, rivedere cos'è successo nelle ultime ore e vediamo il servizio che è stato confezionato sul doppio intervento vaccino-cura. Se ne è parlato a Verona con il presidente Luca Zaia e con il magnifico rettore dell'Università di Verona. Vaccino da un lato, cure dall'altro, è questo il doppio fronte di lotta al coronavirus che l'Università di Verona con la Regione del Veneto intende portare avanti coinvolgendo anche le altre strutture della sanità regionale. In prima linea c'è il centro ricerche dell'azienda ospedaliera Scaligera che con lo Spallanzani di Roma inizierà la sperimentazione del primo vaccino Made in Italy, 70 i volontari che saranno coinvolti dalla prossima settimana. Questo vaccino inizierà il 7 settembre, avremo le prime somministrazioni, viene fatto presso l'ospedale di Borgo Roma all'8° piano, nel centro ricerche diretto da dottor Stefano Milleri. L'altro fronte è quello della cura con la ricerca tutta veronese pubblicata a New York dopo una sperimentazione che ha coinvolto 80 malati Covid. Si tratta di un cocktail con un farmaco impiegato per la cura dell'artrite reumatoide utilizzato assieme ad altri farmaci. La sperimentazione sugli 80 pazienti ha registrato un solo decesso, mentre sono stati 26 i decessi registrati tra 50 malati sui quali non è stato usato il cocktail. Di risultato eccezionale ha parlato il rettore. Poiché il trattamento è per via orale, esso può essere somministrato anche fuori dall'ospedale. Ciò può limitare le conseguenze negative della pandemia ed essere quindi di estrema rilevanza per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Per Zaia un orgoglio tutto veneto. Io sono orgoglioso di questi scienziati che magari vanno poco sui giornali, che magari sono poco noti, però i pazienti li vedono, i pazienti li curano e non è una cosa da poco. E Zaia è poi tornato sulla classificazione dei decessi da Covid con l'Istituto Superiore della Sanità che contabilizza anche i soggetti nel frattempo negativizzati, un fronte solo apparentemente statistico. E io penso che sia sempre più corretto fare quello che noi abbiamo sempre proposto, cioè le patologie che portano al ricovero piuttosto che al decesso, se non sono correlate alla positività, devono dire che il paziente non è morto a causa del coronavirus o non si è ammalato a causa del coronavirus. La sanità veronese nel frattempo, così come quella veneta, si sta preparando a ogni possibile scenario. Sono preoccupata da clinico perché questa volta, se ci fosse una seconda ondata, arriverà appunto a novembre e questo significherà molto lavoro. Come rassicurazione questa volta siamo pronti, non sarà più il 23 febbraio, questa volta noi oggi abbiamo un piano che prevede tutti i possibili scenari, da un incremento di 3 a 40 persone in pronto soccorso, e questo ci permetterà di lavorare in una maniera nettamente migliore. Avete sentito quindi le importanti novità per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, il doppio fronte vaccino-cura e insomma anche una gestione da parte della Regione. Ma torniamo a parlare di territorio e in questo caso maltempo, anche se il cielo è blu dietro alla nostra Chiara Gaiani. Il fiume, il corso d'acqua che scorre invece alle sue spalle non è affatto trasparente come ci si potrebbe aspettare, anzi ci pare che stia portando a valle le precipitazioni dei giorni scorsi. Chiara, buongiorno, raccontaci dove sei. Te lo confermo, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Intanto vi dico dove sono, qui sono a Cadoneghe, praticamente ai confini tra Padova e Cadoneghe, e questo che vedete alle mie spalle davvero marrone, melmoso, è il Muson dei Sassi, che per fortuna durante il maltempo di queste ultime 2 settimane non ha creato particolare apprensione ai comuni lungo l'asta. Questo fiume passa poi da Campo San Piero e avanti fino ad arrivare in provincia di Treviso e di solito crea particolari apprensioni. Anche a giugno aveva rischiato in alcuni punti, innalzandosi molto velocemente, di
dirompere. Chi invece nella provincia di Padova ha creato attenzione, è stato particolarmente sotto i riflettori in queste ore, è il fiume Adige, perché una parte del fiume Adige scorre anche esattamente al confine tra la provincia di Padova e quella di Rovigo. Chiara, lo facciamo vedere, intanto lo facciamo partire, raccontaci perché stiamo facendo vedere un'immagine dell'Adige. Sì, allora l'Adige per tutta la notte è stato monitorato dai volontari della protezione civile e ovviamente dai comuni lungo l'asta. Io ho sentito questa mattina il sindaco, è una donna, si chiama Alessandra Buoso, di Anguillara Veneta, che mi ha raccontato che inizialmente la piena in arrivo da Verona era prevista per le 2 della scorsa notte, invece la piena praticamente è stata spostata di ora in ora e si attendeva all'incirca verso quest'ora ad Anguillara Veneta in arrivo da Boara Pisani. Poi da lì praticamente da Anguillara Veneta l'Adige esce dalla provincia di Padova e poi si butta verso il fiume nel territorio del Veneziano. Una piena che per fortuna nel territorio stava defluendo in modo lento e controllato, infatti il mare in questo momento sta ricevendo, non ci sono quindi problemi di sorta per il passaggio, anche gli argini stanno tenendo per quanto riguarda la provincia di Padova, quindi diciamo che non ci sono grossi problemi. Preoccupazione c'è, pensate, per quando la pressione del fiume sugli argini andrà scemando, quindi quando passerà l'ondata di piena, perché potrebbero appunto aprirsi dei fontanazzi e alcuni argini potrebbero si deve capire com'è la situazione degli argini, come resterà la situazione degli argini, quindi là si potrebbero avere dei problemi. Il COC per ora è prevista come chiusura il mezzogiorno di domani. Abbiamo anche un video che stiamo facendo passare, immagino che questo sia un fontanazzo, sì, comunque una piccola, un ritorno di acqua da parte dell'argine nelle campagne vicine, quindi i rischi in questo caso sono davvero, davvero importanti, la gente ha paura. Per chi vive vicino a un fiume grande come l'Adige, il fontanazzo è sempre una bestia che fa abbastanza timore. Ci confermi, Chiara? Sì, te lo confermo Ferdinando, perché questa mattina il sindaco appunto di Anguillara con il sindaco di Agno, che è coordinatore della protezione civile del Conselvano, stavano proprio facendo dei sopralluoghi, e questa è una delle immagini che ci hanno inviato su alcuni fontanazzi che notoriamente sono i più preoccupanti. Mi permetterei di aggiungere questa cosa, un commento. Il sindaco di Anguillara ci raccontava che a sua memoria mai era stata aperto un COC proprio per una piena dell'Adige tra la fine di agosto e i primi di settembre, quindi una piena che arriva in una stagione del tutto anomala. Questa cosa che ci hai detto adesso, questa informazione che ci hai dato, è stata confermata in una zona molto lontana comunque dall'Adige, parliamo della Val Brenta, dagli operatori che lavorano in zona, ci dicevano situazioni così le abbiamo viste in altre stagioni. Adesso tra la fine di agosto e l'inizio di settembre non le avevamo mai viste, come pure gli operatori agricoli, il comparto agricolo ci diceva in questo momento non abbiamo mai visto flagelli simili sul settore vinicolo o anche sulle olive, quindi un finale di agosto davvero incredibile. Vediamo però anche dal luogo in cui ti trovi che sembra essere passata la bufera. Sì, una giornata splendida, davvero sarebbe appunto da non tornare in redazione, e spero che non mi stiano ascoltando in molti a darsi a fare una bella passeggiata, ma invece, prima di tutto. Invece, come sempre, Padova è foriera di molte notizie, quindi noi ti lasciamo andare in redazione per raccogliere. Aggiungerei un'ultima ora di cronaca, se mi permetti, dici. Perché purtroppo c'è da registrare una terribile notizia
notizia, un anziano che era stato investito proprio davanti alla sua casa a Vigo d'Arzere, di cui peraltro vi avevamo dato conto una settimana esatta, purtroppo non ce l'ha fatta e si è spento in queste ore all'ospedale di Padova. Era stato investito, stava rientrando in casa con le borse della spesa e purtroppo era stato investito da un'automobile. Questo è successo a Vigo d'Arzere, proprio a pochi chilometri da dove mi trovo in questo momento. Grazie per l'aggiornamento, Chiara, questa drammatica notizia. Se ce ne saranno altre, magari anche non drammatiche, ma notizie di cronaca, notizie riguardanti Padova, non esitate a richiamarci, come abbiamo detto a Valentina, a Mirko, a tutti i nostri giornalisti. Noi siamo qui fino alle 13 per informare i nostri telespettatori. Ringraziamo Chiara Gaiani, che lasciamo alla sua breve passeggiata per tornare alla macchina e poi tornare in redazione, e noi invece facciamo una brevissima pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Vi stiamo raccontando, informando di quel che sta succedendo in Veneto nelle ultime ore. Abbiamo parlato di maltempo, abbiamo parlato di emergenza coronavirus, abbiamo parlato di riapertura delle scuole, molti i temi sul piatto oggi dopo un fine settimana davvero terribile dal punto di vista meteorologico, e proprio a questo proposito vi facciamo vedere un'immagine che così non si vedeva ormai da qualche giorno, ovvero il Veneto. Questo è un radar dell'ARPAV che raccoglie altri radar, che mette insieme una situazione dall'alto della nostra regione. Un Veneto con il cielo sgombro da nuvole, non si vedeva praticamente da venerdì della settimana scorsa, dopo 3 giorni e passa, 4 compreso quello di ieri, con piogge intense, con precipitazioni, fulmini, continui passaggi di temporali e di fronti nuvolosi. Finalmente il Veneto vede il cielo e dal cielo si rivede il Veneto. Le uniche, vediamo questi puntini verdi e blu che vedete, sono piccole nuvolaglie, magari temporali locali, che in montagna possono sempre arrivare. Le temperature sono calate moltissimo, vedete, questa è Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa, questa è la Pedemontana. Le temperature sono scese di parecchio, sono scese di 5, 6, anche 10 centimetri, scusate, di 10 gradi. Ieri sera ha fatto anche neve, per quello parlavamo di centimetri, ha fatto neve sulle cime delle Dolomiti, la Marmolada, ma anche le vette attorno a Cortina erano imbiancate, 9-8 gradi sull'altopiano di Asiago, quindi una situazione decisamente gradevole rispetto alle ondate di caldo che hanno causato a loro volta il passaggio continuo di imponenti fronti temporaleschi. Quindi per qualche giorno dovremo esserne fuori. Torniamo in studio perché ci dicevano i nostri esperti meteorologi che comunque l'estate non dovrebbe essere finita, potremo tornare a soffrire un po' il caldo nei prossimi giorni, magari qualche punta attorno ai 30 gradi nelle zone della pianura centrale o sulla fascia pedemontana, ma niente di drammatico come ad agosto. A questo proposito noi siamo già collegati, vediamo il collegamento con il centro meteo di Teolo dell'ARPAV. Ringraziamo per questo collegamento. Stavamo appunto parlando della situazione, ma dagli addetti ai lavori, da voi esperti, volevamo sapere che cos'è successo negli ultimi giorni, cos'è passato sul Veneto. E tra l'altro io lo devo ammettere, non conosco il nome del mio interlocutore perché è stata una cosa un po' rapida, quindi le chiedo di presentarsi anche ai nostri telespettatori. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, sono Adriano Barbi, chiamo dal servizio meteorologico dell'ARPAV. Buongiorno. Allora, che cos'è successo? Cosa avete visto voi dal vostro osservatorio privilegiato sul meteo? Sì, c'è stato l'ingresso di una perturbazione con aria con un forte flusso umido e instabile dai quadranti meridionali che ha iniziato ad interessare la nostra regione a partire da venerdì pomeriggio, venerdì 28, e poi è proseguito questo flusso umido molto instabile, è proseguito per tutto il weekend, quindi per sabato e domenica, determinando appunto una forte instabilità su gran parte della regione con frequenti rovesci temporali
che hanno colpito poi anche in modo persistente, soprattutto le zone montane e pedemontane, quindi dando luogo a precipitazioni anche molto consistenti, molto abbondanti, soprattutto appunto su queste zone. È stato un evento eccezionale dal punto di vista dei dati puri? Beh sì, si sono registrati molti nubifragi, un po' come era successo anche purtroppo il weekend precedente, quindi quantitativi di pioggia concentrati in tempi molto ristretti. In alcuni casi si sono registrati dei veri e propri record per intensità di piogge, soprattutto nelle brevi durate, e raffiche di vento molto forti, con segnalazione anche di trombe d'aria, come è successo ad esempio nel Veronese. Certo. E quindi sono valori che possiamo considerare eccezionali o comunque molto rari per il nostro territorio. Le faccio una domanda da profano, perché sono delle informazioni che ci arrivano dai nostri telespettatori o comunque da chi lavora sul territorio. L'agricoltura, ma anche alcuni sindaci, anche per esempio gli operatori della Valbrenta, ci dicevano che situazioni così per i fiumi magari o per l'agricoltura non sono molto consuete, almeno secondo il loro calendario. È una cosa che vi risulta? In questo periodo, diciamo, parliamo di questo periodo in particolare, fino a agosto, inizio settembre. Sì, diciamo che questo evento è stato caratterizzato, diciamo, da due componenti: una componente tipicamente estiva, quindi con frequenti rovesci temporali anche intensi, che è tipica appunto del periodo estivo, ma anche c'è stata una componente più tipicamente autunnale, nel senso che le precipitazioni sono risultate particolarmente abbondanti, soprattutto appunto su zone montane e pedemontane, come abbiamo visto anche sul Trentino Alto Adige, che ha dato luogo appunto a una piena sul fiume Adige fuori stagione, perché insomma a fine agosto quantitativi di pioggia così consistenti e diffusi sul territorio possiamo considerarli inconsueti. Quindi decisamente fuori stagione. Allora, detto questo, fatto un po' il quadro di quello che è successo, che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? È passata l'estate o, da quello che vedete secondo i vostri modelli, non è ancora finita la bella stagione? Beh, allora per i prossimi giorni diciamo che la fase di instabilità che abbiamo registrato fino a ieri sera si può considerare conclusa. La perturbazione è transitata ormai. Adesso abbiamo di fronte a noi delle giornate sicuramente più stabili, inizialmente ancora fresche, con temperature un po' sotto la media. Poi da giovedì e venerdì e nel corso del fine settimana sembra affermarsi nuovamente un campo di alta pressione, quindi con tempo più stabile, soleggiato, con temperature che si riporteranno sulla media del periodo anche leggermente superiori, per cui possiamo considerare così un periodo diciamo tra fine estate e inizio autunno. Magari qualche grado in meno rispetto al periodo precedente questa data di maltempo, con la quale stiamo ancora facendo i conti, anche noi con le nostre redazioni stiamo ancora seguendo le piene dell'Adige, come la sistemazione dei danni nel Veronese o nel Vicentino, ma nella stessa pedemontana. Prima di lasciarla andare, perché immagino che abbiate molto da fare, facciamo vedere ai nostri telespettatori questa mappa. Dovrebbe vederla anche lei sul suo dispositivo, ed è la mappa delle precipitazioni sommate. Come mai è molto più scura? Quindi ci sono state molto più precipitazioni nella fascia pedemontana e montana del Veneto, mentre la parte bassa, vediamo Veneziano, Rodigino e Padovano, è stata quasi, cioè non è stata toccata dall'ondata di maltempo. Sì, appunto, come spiegavo prima, le precipitazioni sono risultate più persistenti e abbondanti sulle zone montane e pedemontane, come possiamo vedere dall'immagine, perché c'è stato oltre all'instabilità appunto termoconvettiva legata quindi a fenomeni temporaleschi, rovesci temporali, che comunque hanno interessato un po' tutta la regione, su quelle zone lì, montane e pedemontane in particolare, c'è stato un forte flusso dai quadranti meridionali
che ha insistito su quelle zone, provocando appunto le precipitazioni più abbondanti. Allora, grazie per queste importanti informazioni. A noi piacerebbe creare un rapporto anche con il centro meteo di Teolo, perché spesso noi giornalisti manchiamo proprio di alcune informazioni, di una preparazione per poter commentare in modo approfondito le ondate di maltempo che si susseguono, quindi abbiamo molto bisogno anche di voi esperti, di voi meteorologi veri. Quindi la ringraziamo per questo collegamento, buon lavoro e speriamo di poterci risentire a commentare magari non ondate disastrose, però situazioni particolari sul nostro Veneto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, ringraziamo Centro Meteo ARPAV di Teolo. Noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo davvero fra poco. Bentornati al nostro Focus TG. Per il momento non ci sono notizie di cronaca in chiusura, ma prima di salutarvi vi vogliamo raccontare una vicenda che riguarda il Veneto, perché ha per protagonisti due veneziani. Ne stanno parlando in queste ore i principali quotidiani nazionali, perché una coppia di terrapiattisti, ovvero persone secondo le quali la Terra non è una sfera, ma è semplicemente un cerchio piatto, si sono imbarcate da Termini Imerese in barca per arrivare alla volta di Lampedusa, da loro considerata la fine del mondo piatto. Il loro viaggio si è concluso a Ustica, dove hanno rischiato il naufragio. Erano stanchi e assetati, racconta la Capitaneria di porto ai giornali nazionali, perché avevano sbagliato rotta e non riuscivano più a governare la barca. Da qui i due sono stati scortati a Palermo e messi in quarantena, perché la vicenda è avvenuta nel bel mezzo del lockdown. Sono stati messi in quarantena a bordo della loro barca, ma nonostante fossero controllati a vista, pare che siano riusciti a scappare nuovamente. Questa parte però non ha ancora avuto conferma, e sono poi tornati a casa. Questa è una vicenda di cui si è parlato molto in queste ore e che, insomma, alla quale lasciamo a voi ogni commento e ogni considerazione. Detto questo, con questa ultima novità raccontata sulla stampa nazionale da chi lavora in quei mari, impegnato in ben altre operazioni di servizio molto complicate ormai da anni, vi auguriamo una buona giornata, un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi, ci vediamo questa sera con i nostri telegiornali.